perché io non sono gay. Guarda che non c'è niente di male ad ammetterlo, eh. Ammetterlo? Ma ammettere che? Bello! Guarda che con me non ti può proprio sbagliare! Perché io sono troppo chiaro! Cazzo a me! Ma perché hai fatto questa riflessione? Perché mi vedi che la muta così? Mi sta capito un fatto per che c'è qualche problema? Ammetto, ma ammetto che? Dimmi quello che devo ammettere, io l'ammetto, bello! Ma chi stai scemo? Cazzo a me! Ma che c'è a me? Eccolo là, Ma che tengo a mettere, bello? Eccolo, bravo, un altro condannato all'eterosessualità. Bello, parla in italiano perché non si capisce bene quando parli, capisci? Voglio dire che è inutile che ostenti la tua eterosessualità, ok? E che devo fare? Mi devo vergognare, sì? Guarda che tutti abbiamo un'omosessualità latente. Tutti, tranne me, Senti, ascolta. I pattern dell'omosessualità sono presenti nell'inconscio di tutti gli individui. Io a me sono assenti, ho fatto le analisi, sai che sono HD, e ha sono Tarzan, e sei scemo, a me, No, adesso, ma ammetto che, adesso ti spiego. a me, ma ammetto che, bello, fammi capire solo quello che io dovrei ammettere, Ecco, capisci? spiego. No, spiegamelo, perché io così magari lo capisco, cazzo a me. No, dico, è un discorso un po' complesso, va bene? Sì, Ma è quello che prevale nella mente e nei comportamenti che determina la classificazione in termini di eterosessualità o di omosessualità. Odio omosessuale, odio omosessuale, Dipende tutto dal prevalere dell'uno o dell'altra cosa, o chiaro? dell'altra cosa, Ma certo, o dell'altra cosa. chi esce fuori? Ha messo solo maschio, la femmina non esce. Perché la femmina deve stare in casa, ad arrivare a mangiare un maschio o a busco, ok? Ok, ma tu confondi orientamento sessuale con identità di genere, questa è la differenza. Ma non hai capito, non me ne importa. Sei in sintonia con il tuo sesso biologico, questo è Ah, chiaro. ma pensavo che non ero neanche in sintonia, capito? No, sei in sintonia. Ma manca un suo che No, nemmeno... sei- bello! Ok. Adesso io non vorrei andare a scomodare Freud, eh? Ma che c'entra Freud? Lo sai cosa ha detto Freud? Hai detto che non lo volevi scomodare, ma perché vuoi scomodare stu Freud, mannaggia? Freud ha detto che l'eterosessualità Sì. è l'ultima tappa dello sviluppo psicosessuale. E invece io sono nato così. Lo so, è brutto a dire, ma anche Freud può sbagliare, no? Certo, ma tu confondi una variante del comportamento sessuale con una patologia, Ma scusa. non hai capito, non mi interessa!